Bene amici, benvenuti a questa nuova rubrica dell'oroscopo della settimana. Ed eccoci con l'oroscopo della settimana che va dal 26 luglio al 1 di agosto. Prima di iniziare io voglio sempre ricordare a tutti quanti voi che se avete bisogno del sottoscritto per una consulenza in privato, per informazioni in merito a un ritorno d'amore, legamenti d'amore, io mi occupo anche di questo. Quindi basta telefonare ai numeri che vedete sotto a questo video dello scrollo e risponderò io direttamente. Va bene? E andiamo con la lettura dell'oroscopo appunto che va dal 26 luglio al 1 di agosto. Iniziamo con il segno dell'Ariete. Amore. Vi anticipiamo subito che le notizie migliori di questa settimana non arriveranno in ambito amoroso, ma lavorativo. Quindi non aspettatevi questa settimana novità sul campo sentimentale, ma bensì sul campo lavorativo. Nonostante questo, potrete contare su un buon periodo se avete un partner accanto e non si escludono nemmeno delle novità se siete soli. I giorni migliori saranno quelli centrali della settimana, in cui potrebbero esserci dei passi in avanti. Nel lavoro da mercoledì le cose dovrebbero andare particolarmente bene grazie alla posizione di Mercurio. Buone nuove in arrivo, potrete prendere anche la palla in balzo e fare una richiesta ai superiori o ai vostri colleghi. Il segno del Toro. Amore. Settimana così così per voi nati sotto questo segno. Le stelle non porteranno grandi novità per i sentimenti e molti avranno a che fare con giorni tranquilli, anzi tranquillissimi. La vostra fortuna sarà che da giovedì Marte vi porterà parecchia energia su ogni fronte. Ovviamente sarà un aspetto che potrete sfruttare sia in coppia che nelle nuove conoscenze. Nel lavoro per voi del segno del Toro potrebbero essere giorni un po' difficili perché Mercurio non sarà favorevole specie da mercoledì. Certo è che nei giorni successivi dovrebbe esserci maggiore forza per affrontare ogni situazione in modo migliore. E andiamo con il segno dei Gemelli. Amore. Questa potrebbe essere una settimana molto interessante, soprattutto per chi è single o per chi ha voglia di nuovi incontri. Le stelle infatti permetteranno di fare nuove conoscenze che potrebbero regalare facilmente delle emozioni belle. Tutto tranquillo invece per quanto riguarda quelle relazioni d'amore che sono già stabili da tempo. Nel lavoro per voi dei Gemelli le occasioni non mancheranno, soprattutto a partire da mercoledì. Mercurio sarà dalla vostra parte, ma dovrete fare attenzione a non stancarvi e stressarvi troppo. Marte potrebbe portare un po' di pesantezza in questo campo, quindi bene avere gli occhi aperti. Il segno del Cancro, amore. Questi giorni tra luglio ed agosto probabilmente non porteranno grandi cambiamenti nei rapporti con il partner, tutto dovrebbe proseguire senza particolari problemi o tensioni. Meglio così, meglio così. Se invece siete single potrebbero esserci delle nuove conoscenze in vista
quindi nuove conoscenze in arrivo. Anche se gli incontri più fortunati riguarderanno la sfera professionale. Nel lavoro per voi del Cancro, la nuova settimana inizierà alla grande perché per molti le soddisfazioni e i risultati arriveranno immediatamente. Ci sarà tanta energia per lavorare al meglio. Degli incontri fortunati e la possibilità di avanzare una particolare richiesta. Il segno del leone, in amore. Questa nuova settimana estiva sarà decisamente piacevole, difficilmente ci saranno problemi, qualche piccolo disagio solo durante il weekend perché sarete un po' in tensione. Per il resto le emozioni in coppia non mancheranno affatto, complice anche la buona posizione della Luna. Per questo non si escludono novità anche per i cuori solitari. Nel lavoro invece per voi del Leone, ottimo momento per la professione. Sarà una settimana interessante con delle belle opportunità da cogliere al volo. Mercurio infatti sarà vostro amico e sosterrà al massimo del massimo. Il segno della Vergine, amore. I primi giorni non saranno dei migliori, ma poi recupererete alla grande in fatto di emozioni, quindi vi circondate da tante emozioni nuove. Dopo un inizio un po' nervoso potrete aprire il vostro cuore e lasciarvi andare ai sentimenti. L'amore sarà veramente tanto e tutto da vivere a maggior ragione se siete convinti della persona che avete al vostro fianco. Possibili incontri sorprendenti anche per i single. Nel lavoro per voi della Vergine, nervosismo ad inizio settimana anche sul posto di lavoro. Poi torneranno le giuste energie e potrete dare il massimo dei vostri impegni professionali. Potrebbero arrivare delle grandi soddisfazioni in questo periodo. Complimenti. Il segno della Bilancia in amore. In questa settimana dovrete fare attenzione soprattutto ai giorni centrali della settimana. Con il partner potrebbero nascere delle incomprensioni e si potrebbe quindi sfociare in delle facili discussioni. Quindi è come una miccia, basta accenderla. In queste giornate infatti avrete una luna in opposizione da dover gestire molto bene. Questo significa che nemmeno per i single sarà un periodo così favorevole. Per il lavoro per voi della Bilancia, finalmente le cose per il lavoro andranno bene. Mercurio tornerà a sostenervi e a regalarvi spunti e più serenità sul piano professionale. Se avete intoppi o problemi potreste riuscire a risolvere proprio in questi giorni. E andiamo con il segno dello Scorpione, amore. Venere sarà in posizione favorevole in questa settimana. Le emozioni quindi non mancheranno di certo per voi e la persona che vi sta accanto. Il weekend però non sarà così buono perché l'opposizione della Luna potrebbe ribaltare la situazione e portare problemi di coppia. Fate attenzione. Potrebbero esserci quindi dei litigi con il partner. Weekend a parte, sarà una buona settimana anche per i single. Per il lavoro per voi dello Scorpione, Mercurio non sarà in buona posizione ed è possibile che non riusciate a condividere le stesse idee di chi lavora con voi. Potrebbero esserci quindi dei contrasti e delle incomprensioni a dover gestire. Il segno del Sagittario, amore. Ancora non sarà un periodo troppo gratificante in amore con questa Venere che non ne vuole proprio sapere. Il pianeta sarà ancora in posizione contrastante e ne risentirete abbastanza. Quello che ci sarà da fare
e avere ancora della pazienza, nonostante tutto, sicuramente nemmeno per i cuori liberi sarà una settimana così fortunata. Il lavoro per voi del Sagittario, per l'ambito professionale invece il discorso sarà diverso. Per fortuna sul lavoro ci saranno più gratificazioni e buone nuove. Mercurio sarà in una posizione favorevole. Tutto perfetto per cercare di raggiungere i propri sogni nel cassetto. Capricorno. Amore. Se siete impegnati non sarà una settimana di grandi passi in avanti nella relazione. Certo è che da giovedì l'umore potrebbe essere particolarmente buono e adatto a vivere positivamente la storia d'amore. Se siete single difficilmente ci saranno grosse novità, ma in fondo non si possono escludere nuovi incontri. D'estate poi le conoscenze sono più facili da fare. Il lavoro invece per voi del Capricorno, meglio sul lavoro perché Mercurio inizierà finalmente ad essere favorevole, soprattutto da mercoledì in poi. Poi anche le energie saranno alte e potrete approfittarne per fare qualcosa in più e ottenere maggiori soddisfazioni. Il segno dell'Acquario. Amore. In questa settimana tra luglio e agosto potrebbero esserci un po' di problemi che riguarderanno i rapporti. Se siete impegnati la comunicazione con il vostro partner non sarà proprio il massimo. Questo vuol dire che potrebbero esserci delle discussioni. Nemmeno per i nuovi approcci le cose andranno meglio. I single forse dovrebbero essere chiari fin da subito in una nuova conoscenza. Per il lavoro per voi dell'Acquario, occhio a come saranno i rapporti pure sul lavoro. Con i colleghi e i collaboratori potrebbero esserci disagi e incomprensioni. Tra l'altro non vi sentirete al top e sarete abbastanza stanchi. Per fortuna nei fine settimana dovreste iniziare ad avere un recupero perché dovrebbero finalmente tornare un po' di forze ed energie nuove. Il segno dei pesci, amore. Venere sarà ancora in opposizione in questa settimana e dovrete mantenere la calma per non avere ulteriori problemi. Con il partner potrebbero esserci grossi problemi e drammi da affrontare. Il mod non sarà affatto buono e potreste sentirvi davvero a terra in fatto d'umore. Occhio a non abbattervi troppo, soprattutto se non ne vale davvero la pena. Nemmeno per i cuori solitari e liberi da impegni sentimentali saranno un momento troppo favorevole. Per il lavoro, per voi dei pesci, la luna sarà amica, almeno lei. Le giornate migliori e da sfruttare saranno quelle di inizio settimana, in cui sarete un po' più ottimisti ed energici. Per il resto probabilmente non vi sentirete al top. Bene, e così abbiamo terminato l'oroscopo della settimana che va dal 26 luglio al 1 agosto. Il sottoscritto, come sempre, vi saluta e vi rinnova l'appuntamento per la prossima settimana. Vi auguro una felice settimana a tutti e a risentirci alla prossima.